Questa settimana è partito il nuovo orario ferroviario, ma trascinandosi dietro una vagonata di problemi vecchi, convogli soppressi, coincidenze cancellate, autocorse, lumaca, solo pochi giorni di applicazione e già diversi casi di disservizio, in particolare sulla linea Venezia-Conegliano-Belluno, già martoriata durante il periodo estivo. E adesso il paradosso: con la versione invernale aumentano le possibilità di viaggio, ma di conseguenza pure i rischi di disagi. La denuncia del comitato Il Treno dei Desideri, che sta raccogliendo le segnalazioni dei pendolari. Eccone alcune. Mercoledì pomeriggio viene soppresso il convoglio delle 16:41 da Conegliano per Belluno e a causa del traffico l'autocorsa sostitutiva impiega oltre un'ora per giungere a Vittorio Veneto e più di 2 ore e mezza per approdare nel bellunese. Ritmi da far rimpiangere gli antichi sbuffi della locomotiva a vapore, giovedì mattina da dimenticare, poi per i viaggiatori partiti da Belluno alle 5:16. La coincidenza a Conegliano è saltata e quindi gli utenti del Bellunese e del lato trevigiano che dovevano arrivare giù a Venezia alle 7:30 sono arrivati a Venezia dopo le 8. In un vertice in regione prima di Ferragosto ai comitati era stato assicurato un intervento sull'orario cadenzato entrato in vigore ancora a dicembre, ma ha fatto in tempo ad arrivare il nuovo orario invernale e ancora i pendolari non hanno visto nulla. Noi siamo un po' stanchi perché vorremmo che alle nostre proteste poi seguissero veramente delle azioni concrete, che le amministrazioni locali, provinciali, regionali recepissero quelle che sono le nostre osservazioni e che agissero.